Il 7 luglio 2012 la sensualità del tango argentino, con la sua passionalità e calore, avvolgerà Mogliano Veneto. Un pomeriggio intenso e una ricca serata che promette spettacolo ai tanti appassionati per le strade e le piazze della città, con la sua prima rassegna sul tango argentino. La nostra città ha una grande necessità di eventi e di momenti, diciamo, di festa e di socializzazione, e proprio per questo abbiamo pensato a una manifestazione di questo tipo che coinvolge, diciamo, tutta la città, le strade e diciamo, i luoghi importanti della città. A dare il via al lungo pomeriggio, a partire dalle ore 17, saranno le performance live della Milonga nelle vie e nei luoghi della città, con la partecipazione delle scuole di ballo più conosciute del territorio. Le vie del centro daranno vita a situazioni e performance live dei maestri tangueros che coinvolgeranno il pubblico presente. Successivamente, presso la piazzetta del teatro, si svolgerà una conferenza dal titolo Motivazioni storiche, sociologiche e psicologiche del tango argentino, tenuta dalla dottoressa Elisabetta Muracca. A conclusione dell'evento e della serata, alle ore 21, si terrà lo spettacolo Luna y Tango, con l'esibizione dell'ensemble Mar de Plata. Durante lo spettacolo si racconta il percorso storico-musicale dalle migrazioni italiane in Argentina, con storie e interventi narrati alternati da brani più significativi della storia del tango. L'Argentina in modo particolare è stata luogo di migrazione italiana e, diciamo, il tango e quella passione derivano anche dal nostro contributo come nazione. Abbiamo molte scuole che si occupano di tango in maniera professionale ed è proprio per questo che abbiamo pensato a un'iniziativa di questo tipo, per il sicuro successo che avrà. L'evento è organizzato dalla Pengo Life Project e dalla Proloco, con la collaborazione dell'assessorato alle politiche culturali di Mogliano Veneto. Il ricavato della serata sarà interamente devoluto al progetto per la raccolta di fondi per i progetti finalizzati al centro David Sheldrick Wildlife e per il sostegno scolastico dei bambini del Catholic Primary School di Liconi in Mombasa. Sarà una giornata, mi auguro, grandiosa, fantastica, piena di passione, di cuore e di colore. Importante questo anche per la città di Mogliano, per riportarla a una forza di presenza di persone all'interno della stessa città, quindi una cultura che può essere allargata non solo all'ambiente locale, alla situazione locale, ma anche alla cultura mondiale. Tutto è pronto quindi a Mogliano Veneto per la prima sul tango argentino. Saranno attesi centinaia di appassionati e professionisti e così in città si potrà respirare per qualche ora la cultura argentina. I cittadini sono tutti invitati per primi a rappresentare questo momento, a vivere questo momento, anche perché è uno dei momenti che mi auguro che aprirà poi la strada a tante altre manifestazioni che potranno essere fatte in città, tra le piazze, tra la gente, come deve essere comunque qualsiasi cosa di tipo spettacolo, di musica e di aggregazione delle persone.